Buonasera a tutti, sono contenta di essere qui perché insomma non ero ancora venuta a Cagliari a parlare con tutti voi. Sono contenta che mi sia fatta questa domanda perché uno dei motivi per cui io mi sento, sono tanti veramente, ma uno dei motivi più importanti per cui mi sento orgogliosamente in questo momento di essere una democratica e soprattutto perché questo partito si apre ai giovani. E guardate, non è una cosa da poco e non era neanche una cosa scontata. Io quest'anno compio 20 anni di insegnamento di filosofia e storia e i miei alunni 20 anni fa erano veramente molto diversi da quelli che ho oggi. Cioè erano ragazzi che in qualche modo avevano innanzitutto un futuro un po' più chiaro davanti, erano ragazzi per i quali anche l'impegno politico aveva un senso, perché era quello che gli dava il senso di appartenenza a qualcosa, dove sentivano l'appartenenza come qualcosa di importante per la loro stessa esistenza, per la loro formazione culturale, per la loro formazione valoriale, dove i giovani in buona sostanza erano sicuri che forse andando all'università avrebbero trovato qualcosa di interessante da fare che li avrebbe poi avvicinati al mondo del lavoro. Oggi ci troviamo di fronte ad una realtà dove la generazione dei trentenni è sicuramente più povera di quella dei loro genitori e siamo in una situazione tale per cui anche la scuola, l'università non sono più il luogo di produzione e di elaborazione di sapere, ma semmai sono spesso e volentieri il luogo dove i ragazzi perdono le speranze. Ecco, questa è la cosa più brutta ed è la cosa che noi dobbiamo prima di tutto cambiare. Quando noi leggiamo il programma del Partito Democratico, la prima cosa che leggiamo è che il Partito Democratico è un partito aperto ai giovani. E allora, insomma, mi viene da pensare che in questi ultimi 15 anni abbiamo veramente vissuto in una democrazia contratta. Non c'è stata, la Seconda Repubblica non è stata per niente un esempio di democrazia. Contratta anche perché telecomandata. Questo è un aspetto che probabilmente nella scuola noi viviamo molto chiaramente, perché ho sempre pensato, guardate, che la scuola sia un laboratorio sociale e allora all'interno della scuola la crisi di quei sistemi dei valori, la crisi della società, la crisi di appartenenza e anche la crisi del valore che si attribuisce al sapere si sente esattamente quanto poi si sente a livello più vasto nella società intera. Allora, oggi noi abbiamo dei giovani dove all'interno della scuola ciò che è importante è essere furbo, è essere fotogenico, dove ci si può permettere di mettere anche un foglio offensivo, un messaggio offensivo nelle tasche dei propri professori, perché i professori non sono neanche più un luogo di riconoscimento, perché non viene riconosciuta quella che è la loro funzione. Prima di tutto di essere dei maestri, di essere dei depositari e coloro che trasmettono conoscenze, sapere e perché no valori. Oggi ancora vige il principio del bullismo, di nuovo, la scuola è di nuovo il luogo della dispersione scolastica. Ieri Enrico Letta ricordava che negli anni 60, negli anni del boom economico, la generazione che produceva ricchezza e che produceva investimenti era la generazione dei trentenni. Questi ragazzi si laureavano, facevano molti figli e poi mantenevano i loro genitori. Oggi non solo i trentenni ma i quarantenni spesso e volentieri non hanno la possibilità di progettarsi una vita. E allora è evidente che abbiamo passato gli ultimi 15 anni, se la scuola è stata questa che ho descritto, questa che perlomeno io ho vissuto, vuol dire che a maggior ragione è stata la società.
così, la società italiana, mentre negli altri paesi europei si rifletteva e si investiva sui trasporti, sugli ospedali, sulla sanità, sulla scuola. Noi nel frattempo abbiamo continuato ad accanirci gli uni contro gli altri con le ideologie del Novecento. Ancora oggi ci dicono che siamo comunisti, quando ritengo che l'unico amico dei comunisti nel senso sovietico del termine sia Berlusconi, che è amico di Putin, che viene dal KGB, voglio dire. Non credo che possiamo assolutamente pensare che il comunismo come idealità e come teoria dell'uguaglianza sia una cosa da rinnegare, ma quello è stato il nostro pensiero socialista, non certamente quello del più forte o l'amicizia con il dittatore di turno. Ecco, voglio dire che la nostra democrazia in questi anni è stata contratta anche da queste cose, dallo scontro ideologico profondamente voluto da un signore che è padrone di mezza Italia e di tutti i sistemi di comunicazione di massa e che ha letteralmente bloccato questo paese per interessi economici propri. E noi questo lo dobbiamo ancora dire tante volte, perché siamo veramente ad un passo dalla possibilità di evitare che ci troviamo di nuovo altri 5 anni in questa situazione, perché guardate, io sono convinta che l'Italia non si possa veramente più permettere di nuovo, ancora una volta, altri 5 anni di Berlusconi, perché noi non ci stiamo contrapponendo ad un centrodestra conservatore come nelle repubbliche occidentali moderne, dove il sistema dei valori e i punti di vista sono diversi, ma comunque, voglio dire, riconoscibili, ma comunque legittimi, ma comunque, cioè, qui abbiamo a che fare come persone che a volte sono anche molto lontane dalle semplici logiche parlamentari. Allora qui abbiamo a che fare con persone che appena giungono al potere adottano un sistema di leggi che va bene loro. Guardate un po' semplicemente quello che è successo con la legge elettorale. Insomma, quando si sapeva 2 anni fa che noi probabilmente avremmo vinto, hanno fatto questa legge elettorale che poi hanno definito Porcellum, anzi porcata, Porcellum l'abbiamo chiamata noi così. Immediatamente dopo Fini è stato tra i fautori del referendum per abolire questa legge assolutamente iniqua, spaventosa, che non rendeva onore ai cittadini, ed è giusto, perché insomma noi eravamo d'accordo. Appena siamo andati, appena è caduto il governo Prodi, ecco che di nuovo non ci hanno dato la possibilità neanche di fare un governo di transizione per poter, se non altro in 2 mesi, approvare una nuova legge tutti insieme. Allora è evidente che loro procedono per interessi, questo dovrebbe dirci già tutto, ma ciò che ci preoccupa di più è il futuro dei nostri ragazzi. Guardate, io ho una figlia di 18 anni e sono molto preoccupata, e ho un fratello di 43 anni che è disoccupato. Questa è l'Italia normale. Allora, io vengo dal mondo dei salari, del 27 del fine mese. Ecco, mi sento assolutamente in questo momento il peso e la responsabilità di difendere a tutti i costi non solo la normalità dei bisogni, ma anche l'eccezionalità degli interventi rispetto a questo. È per questo che mi sento di chiedere a tutti: guardate, continuiamo a convincere coloro che sono indecisi, perché a me non piace molto in un sistema parlamentare dire quello che sto per dire, ma non perché non sia corretto, non mi piace perché credo profondamente nel sistema parlamentare, però sinceramente, e anche nella rappresentatività di tutti, però sinceramente ricordiamoci tutti che in questo momento ogni voto che non viene dato al Partito Democratico è un voto per Berlusconi. Siamo a un passo, non dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo uscire stasera a intercettare tutte le persone che conosciamo, perché altri 5 anni così sono veramente impossibili per tutti. Grazie. Non è proprio così. Stamattina ero ad uno dei rari incontri che ci è capitato di fare, in cui
è stato possibile un confronto con candidati avversari. Tutte le cose cattive che noi diciamo su questa legge elettorale, noi candidati le percepiamo come ancora più cattive, perché è una campagna, come avrete capito, molto personalizzata, per cui ringrazio Chicco e anche tutti voi per un'occasione di presentazione, perché non ci danno il diritto, né con il collegio uninominale né col voto di preferenza, di sceglierci la nostra rappresentanza, quindi il dovere nostro è almeno quello di presentarci e rendervi persuasi che state facendo un investimento e che non vi faremo vergognare del voto che state dando al Partito Democratico. Questo come minimo. Ma stamattina c'era un confronto con candidati di altre liste, organizzato da un sindacato che ci chiedeva di raccontare le nostre linee programmatiche. Un po' di libertà non è venuto. È venuto Mariano Contu, si è messo a gridare le cose che mi hanno rovinato la testa e l'udito per 4 anni, lo stavano quasi per cacciare, prima era ospite, poi è stato così sgradito, ma con gli altri su questo punto c'è stato un chiarimento che credo anche il mondo sindacale e quindi la rappresentanza organizzata dei lavoratori gradisca e capisca. Cioè questa proposta del Partito Democratico, che viene contestata a sinistra, Bertinotti col solito tratto elegante ci dice: prendiamo atto che il Partito Democratico è un partito aclassista, e altri dicono la proposta del Partito Democratico è una proposta intrinsecamente contraddittoria perché vuole mettere insieme Colaninno e l'operaio della ThyssenKrupp. Beh, io credo che noi dobbiamo volgere questi argomenti critici in quello che sta cercando di fare il Partito Democratico, cioè per me sono dei complimenti. Dire che il Partito Democratico, cioè quel partito che ha nella sua intenzione di esistenza il rappresentare nuovamente tutto il Paese, non un pezzo del suo territorio, non un pezzo di categorie sociali, non un pezzo di corporazione organizzata e politicamente rappresentata, ma un interesse nazionale, un partito che sta in tutto il Paese, che sta in tutte le categorie sociali, che sta nelle professioni, quelle intellettuali, e sta anche nei luoghi di lavoro. Io domani sono a Portovesme a parlare con gli operai delle aziende d'appalto, che sono praticamente l'ultimo anello della catena del lavoro dipendente di questo Paese, perché il precariato non c'è nelle grandi imprese, in quanto le grandi imprese affidano in subappalto i lavori, il precariato è all'80% nelle imprese di appalto, che hanno normalmente i lavori a volte di manutenzione, a volte di organizzazione di importanti pezzi del ciclo produttivo dell'apparato industriale di questo Paese. Quell'operaio della Thyssen che si è suicidato qualche giorno fa non era della Thyssen, era di un'azienda d'appalto, e si è suicidato perché non ha retto al fatto che non gli avevano rinnovato per la 4ª o 5ª volta un contratto a tempo determinato. Allora, dire che il Partito Democratico fa una proposta aclassista non significa, è sbagliato se Bertinotti con questo vuol dire che noi non prendiamo posizione su questo tema. Il nostro programma, io direi, è orientato a questo, alla soluzione fondamentale di questo problema, che è un problema di organizzazione del lavoro, che è un problema di recupero di competitività del nostro Paese, che è un problema di soluzione di una questione generazionale. L'ha detto con una bella battuta Piero Fassino, letta su una colonna che è il fatto che noi riportiamo al centro il lavoro inteso come capacità del Paese di stare in un mercato di competizione internazionale, di recuperare con la stabilizzazione e con la creazione di nuovi posti di lavoro una generazione al piacere del lavoro e alla realizzazione nel lavoro. Qui c'è una sintesi di pensiero,
cioè potremmo citare tanti padri di questa nostra opinione, che nel lavoro c'è l'espressione massima della dignità dell'uomo, è un pensiero che viene dalla dottrina sociale della Chiesa, che nel lavoro si realizza un umanesimo, è un pensiero che viene dalla tradizione marxista, ma il fatto che noi oggi lo diciamo in questo modo, cercando di mettere in piedi un'idea per cui il Partito Democratico è il partito del lavoro inteso come dell'impresa e dei lavoratori, è la mossa che rivoluziona l'approccio. Per cui io sono contento che ci siano di nuovo operai in Parlamento, perché li avevano espulsi negli ultimi 20 anni, e sono contento che ci siano rappresentanti dell'impresa. L'unica cosa che mi interessa è che sia l'operaio sia l'imprenditore che viene eletto nel Partito Democratico sottoscriva il nostro programma, che su questo prende chiaramente posizione. Noi siamo per il recupero della capacità di competizione dell'impresa, perché senza l'impresa c'è l'assistenza. Se noi vogliamo il lavoro senza l'impresa c'è solo l'assistenza, e se non c'è, e l'assistenza si paga solo con soldi pubblici, e se non c'è produzione di maggior ricchezza in questo paese non possiamo fare politiche redistributive sul reddito, le politiche direi tradizionali ma ancora con futuro del centro-sinistra. Facciamo solo allargamento del debito pubblico, e sappiamo che il debito pubblico alla fine lo pagano le classi più deboli. Per cui è un sillogismo negativo perfetto. Chi dice che non siamo il partito del lavoro perché non mettiamo i soldi per l'assistenza dice esattamente una cosa vera. Non siamo il partito dell'assistenza, siamo il partito del lavoro vero. E come lo recuperiamo il lavoro vero in questo contesto di forte competizione internazionale? Guardate, noi col governo Prodi, tanto vituperato, un po' di soldi ci sono entrati e un po' di soldi li abbiamo messi a ridurre il cuneo fiscale, cioè le tasse sul lavoro. Però ci sono paesi, ci spiegano quelli che hanno studiato a fondo questo tema, che hanno una tassazione sul lavoro più alta della nostra, ma dove i salari dei lavoratori dipendenti dell'impresa privata sono più alti dei nostri. E questo perché? Tasse più alte sul lavoro, stipendi più alti. Ma come fanno queste imprese? Producono di più, producono meglio, sono più orientate al mercato, ai prodotti, a farli circolare. E allora come si fa ad aumentare la produttività? Forse noi ci crediamo, e questo è il punto del nostro programma, forse aiutando di nuovo, non il muro contro muro che vorrebbe la destra, non un mondo invece dove tutto funziona attraverso i soldi pubblici, immaginando che quelli vengano inventati dalla zecca dello Stato e non dai processi economici reali, ma recuperare produttività, aiutare a recuperare produttività significa reintrodurre nel nostro paese l'idea che c'è un contratto nazionale di tutti i lavoratori, poi ci sono contratti di secondo grado, quelli che riguardano le aziende, riguardano i territori, che noi, la politica, le regole aiutano detassando l'applicazione di quei contratti. Tu fai un contratto di secondo livello per l'aumento della produttività di questa azienda a Cagliari, a Oristano, nel Sulcis, e quel contratto vede i risultati dentro la busta paga del lavoratore completamente detassati. Noi diciamo questa cosa in alternativa alla proposta del Polo. Vedete l'accusa che i nostri programmi sono uguali, copiati. No, il Polo dice detassiamo gli straordinari. Detassare gli straordinari significa prendere le imprese che ci sono e aumentare il carico di lavoro sugli stessi lavoratori dipendenti, non creare il riciclo delle persone, il turnover, mantenere le stesse persone a lavorare non 6 ore, non 7, non 8, ma come sta avvenendo adesso, 9, 10, anche 11 ore richieste ai lavoratori dipendenti. Guardate, non nell'altro mondo, in Sardegna, nel resto dell'Italia. Andate a vedere la curva degli incidenti sul lavoro e vedete che molti riguardano operai, anche esperti a cui chiediamo di fare più di quello che possono fare, umanamente possono fare. Questo non può, non deve accadere. Salutiamo il Presidente della Regione Renato Solo che ci ha raggiunto. Grazie Renato.
E allora finisco, questa idea che noi abbiamo è un'idea di un'impresa che è orientata e guarda anche al sociale. Il patto con l'impresa è un patto che si trasforma in una legge dove c'è scritto che i lavori atipici non possono durare più di 2 anni, e abbiamo già iniziato a farlo col governo Prodi, ma è nel programma del Partito Democratico fare questa cosa. Ed è ancora un'idea per cui se il lavoro atipico è atipico perché richiede maggiore flessibilità, questa flessibilità si paga un pochino di più di un lavoro che è quello che la flessibilità non la prevede ed è a tempo indeterminato, perché mi dovete spiegare se il motivo, io non l'ho mai capito veramente, per cui un lavoro flessibile, cioè un lavoro che dà di più di un lavoro svolto normalmente, invece di essere pagato di più deve essere pagato di meno. È chiaro che le imprese messe di fronte al bivio, come lo vuoi il lavoro? Flessibile e atipico e meno pagato, oppure come lo vuoi? A tempo indeterminato, rigido e più pagato? Che cosa possono scegliere? Chiunque sceglie il lavoro atipico, flessibile e meno pagato. Ma se noi invertiamo questo discorso e riportiamo le cose alla razionalità, ma insomma, se io ho un infermiere che lavora in una struttura pubblica, che fa le sue belle 8 ore, ma poi gli chiedo anche di rimanere reperibile tutta la notte nel caso delle emergenze, gli pago quella flessibilità sull'orario del lavoro, non è che non gliela pago. E invece noi abbiamo imposto a una generazione esattamente il contrario. Ecco perché l'abbiamo già iniziato a fare col governo Prodi: riallineamento, riavvicinamento delle tipologie di lavoro, diritti anche per gli atipici, ma il fatto che in questo paese i lavori atipici abbiano avuto per la prima volta la maternità, ma ce lo siamo dimenticati. È una nostra conquista, è una cosa che abbiamo voluto noi e l'abbiamo potuta fare riallineando i contributi previdenziali degli atipici, cosa che prima non esisteva, più vicino a quelli dei lavori a tempo indeterminato. E quindi questa è una strada che dobbiamo continuare a fare, che possiamo continuare a fare. Io dico una cosa politica per finire. Sono arrivato e ho visto la simulazione dove la parte verde, quella della maggioranza, era il Senato della Sardegna sul campo verde del Partito Democratico. La realtà è un pochino diversa. In questo momento i dati che abbiamo, che ho io perlomeno, sono quelli di un testa a testa sino all'ultimo voto. E questo testa a testa è, direi, da considerare come la situazione reale, perché quando diciamo che loro sono più avanti di 1 punto o noi siamo più avanti di mezzo punto, ci riferiamo a margini statistici difficilmente valutabili dai sondaggi. Al Senato, dove votano, come sapete, le persone dai 25 anni in poi, si tratta di circa 8.000 voti. Spostare 1 punto vuol dire spostare 4.000 voti in più per noi. Se fossero persone che togliamo all'altra parte, vogliono dire 4.000 voti in meno per loro, quindi il delta di 8.000 si fa con 4.000 voti. Noi abbiamo circa 400 comuni in Sardegna, è come se in ogni comune ci fossero quindi 2 famiglie che cambiano l'orientamento di voto. Non è impossibile farlo. Dobbiamo semplicemente recuperare questo, la capacità nostra, anche delle persone che sono in questa sala, di distinguere le responsabilità. Iniziate a dire che questa legge elettorale non l'abbiamo voluta noi. Iniziate a fare i paragoni con le liste. Le loro sono le stesse liste del 1994 con alcune importazioni che possono essere dignitose o meno dignitose. Io per esempio sto facendo una campagna per cui il mio competitor è un signore che è un sindacalista romano messo da Gianfranco Fini al 4° posto del Senato. Se date un voto in più al Popolo della Libertà passa il romano messo da Gianfranco Fini, se date un voto in più al Partito Democratico passa chi vi parla e poi un altro amico sardo del centro-sinistra o del PD o dell'Italia dei Valori. Io credo che siano argomenti che entrino nella testa della gente, perché la gente preferisce, come l'esempio dell'impresa di prima, tra 2 cose: una che gli arricchisce il suo potere di determinazione politica e un altro che glielo toglie, preferisce il primo.
facciamo questi paragoni e non abbiamo paura nemmeno di dire che le persone che abbiamo impegnato, noi avremmo voluto forse un maggiore rinnovamento, ma intanto noi abbiamo rinnovato metà della delegazione parlamentare, ma quelli che mandiamo sono persone che non ci faranno vergognare. Lo voglio dire anche al più bellino degli importati del Popolo delle Libertà, l'attore Luca Barbareschi, il quale... Non vorrete mica paragonare Barbareschi a me, per esempio, o a Checco Coach. Può competere solo Renato, insomma, che ha un suo fascino un po' progettato. E questo Barbareschi che è venuto, secondo me, un po' offensivamente a spiegarci che ha fatto un corso di formazione politica, per cui gli hanno spiegato che in Sardegna deve imparare per fare la campagna elettorale a saper tollerare molto il vino, perché notoriamente in Sardegna in campagna elettorale i sardi bevono molto vino e quindi finisce, se non vuol diventare cotto alla fine della sua cosa, deve imparare. E poi, preso evidentemente da un moto di reazione, ci ha detto che comunque nessuno gli venga a dire che lui la Sardegna non la conosce, perché a differenza di molti di noi, eravamo noi il suo obiettivo polemico, lui la Sardegna l'ha vista tutta, perché ha circumnavigato a vela la nostra isola. A me è venuto in mente il suggerimento che mi ha dato un mio figlio, che ha detto: papà, io il film non ho avuto il coraggio di vederlo, però insomma all'inizio della sua carriera tutti facciamo degli errori. Luca ha fatto un film, si chiama Hannibal Holocaust, dove praticamente lui era una specie di giornalista che andava in una terra selvaggia e lì trovava delle cose incredibili che gli avevano già raccontato, ma le trovava veramente, gente che